E in mezzo fra un filare e l'altro del vive avevi cereali, cioè frumento. Da una pianta all'altra dicevano altri. In mezzo al campo ci sarà stato una distanza di 40 metri da uno all'altro. Lunghe quanto ieri queste piantarelle? Perché quasi un chilometro di strada. Ma e lunghe così quasi un chilometro, ora quanto parare? Come facevi? Quanto tempo che mettevi? Dunque parare un campo di terra così, che vuoi fare da un filare all'altro, che vuoi 3 giornate, che via 3 peri di boh per vasso. Ah, 3 periodi. 3 peri di boh per vasso. E ma andavi avanti da quante persone? Se che era i boh, che era vecchi, bastava 2 persone. E se le volte che era qualcuno che bisognava abituali, allora bisognava uno che menesse qui davanti perché in mezzo dei 2 vecchi si metteva qui doni, allora qui era scaltri. Ma se no, mi ricordo che mi pareva via 3 peri di boh, mi soldi e che a me, che lui era, e sapeva voltarsi tutto quanto, bastava a saper parlare la parola giusta. Che sarebbe stato qua i comandi, ora che gravi? Basta che mi dice volta man, e ora volta man, se no, volta fuori, dai cielo, volta fuori, tira volta, dai, picchi, e ora lui io porco che cazzo. Perché dopo ci appena largo e sapeva che lui a man e doveva sempre camminare in fondo del gioco che altro non era passora. A mano sarebbe a destra? A man sarebbe a destra, e veniva a sinistra, allora sapeva che lui doveva stare passora e che altro doveva andare in fondo del gioco. Quando che si andava la terra, che era che lunghezza là, ogni una cinquantina di metri, e era un cavallino, e bisognava fare il vassore, perché la terra, la era mettua, bisognava farla così, e qua era il cavallino qua così, che scuorasse l'acqua. Come lo chiama a cavo? Cavallino. Era bisognava fare il vassore, perché dopo allora, quando che noi si vedeva un tocco, era che era qui più anziani che non era quel baril, che era qui baril là quadri, e tu che buttare su a terra, capisci? E allora, quando si vede finito tagliare il fornetto, prima di seminare cinquantini, bisognava chiappare la ruspa, con perde boh, la ruspa l'hai fatta come una barrea, come Sì, se ne ricordo, sì. la canna susta qua da trio. Quando che tirea, che la fea su, e la fea cosita, e era battita la terra, allora si attiva su dai cavini, si apportiva, veniva piano ancora. E per pareggiare sul fornetto, sul mese di agosto, questa sera di notte, quel chiaro di luna, perché i bossi noi tirelli, noi era massacrato. Quando che si vede finito di ruspare, si tacchea a sera per esempio verso le 7 così, col chiaro di luna, perché allora era il chiaro di luna che era il chiaro che fa sotto e qua così. E si era tutta la notte fino alle 8 e 7 e 8 mattina. Si era. E tante volte allora portava la merenda sul campo. E dormire? Pomeriggio. E dormire dopo l'ora lì era qui che veniva i bestie e non si andava a dormire perché era altro quinto. Si era. E uno che teneva il vassore e uno che parlava. E uno che parava via.